Radio, check. Check, buono, James, dove sei? Non lo so, ero andato a prendere da mangiare il Baumas, ora non so dove vado. Silenzio radio. Silenzio radio. Salve, Salve. mi raccomando, sarà lei a Chi decidere serve? il Vieni numero qua, di vieni. Io? Cosa? Devo fare? James, dove stai? Sono al 470. Ti vengo a prendere. Thank you. Sto qua. Ha cambiato outfit, procuratore. Come? Ma non è il procuratore Coppola lei. No, no. Ah, gli somiglia parecchio. Me l'ha scambiato per qualcun altro. Eh sì. Qui siamo della TV Team Masturbo. Vorremmo fare un... Team Masturbo. Vorremmo fare un'intervista a un candidato. Lei è? Lei è? Lei è? Come si chiama? Quelle che ci saranno fra 2 anni. Che cazzo me ne frega, io voglio uno di nuovo. Allora, non c'è il capocchione? Non c'è nessun altro? Non ho capito. Dico, c'è lui che ha una capacchia più piccola. E la sua invece è in via di sviluppo da qui a 2 anni? Io non ho capocchie, non ho capocchie. È un uomo senza capocchie sulla lingua. Quello erano i peli, erano i peli. Raga, dovreste venire dove si fanno le elezioni. Ci sta uno che sfrutta questi qua. Soffre tanti peni nella sua vita. No, non... Cosa, da ragazzi, lunedì al cosa? sabato. Ah, solo da lunedì al sabato soffre peni. E il resto dei giorni? Non tanto. Questa persona Raga, credo che sia il parlate candidato ad alta perfetto voce. per il primo TSO del sito. Vabbè, faccio la domanda seria però, perché lei non mi sembra tanto serio come Ok, giornalista. ok, Cosa è allora, successo? che cosa è ne successo? Cosa è pensa? successo? Anzi No no, comment, una domanda, no comment, una cosa no migliore, comment. una cosa migliore. Lei è mandato a Troina? Provincia di Sassari, se non sbaglio. Che è Non lo so. successo? Che è Io ho chiesto successo? solo se è andato a Troina. Lei è andato a Troina? Sì, una volta. I capelli che Ma non ha per colpa mia, non per sono della Turchia o è un parrucchino? Me ne hanno Ma prestato, scusi, ma lei me ne che hanno commenta i suoi prestato. capelli, Però ma si comunque levi il cappello? trovo Un attimo. che... Ma lei chi l'ha mandata? Ma mi scusi, posso sapere lei chi è? Mi perdoni, ma lei chi l'ha mandata? La della storia? Ostia, zitto. L'ha mandata Mary Sox? Chi? Mary Sturb, vuole Chi l'ha dire. mandata? C'è gli avversari politici, questa è... Ma che sta dicendo? Ma sta scherzando? Lei è filo trampiano, forse? Ma stai scherzando? Mm, Lei mi dà un po' di sotto il Pontos. mm. Vabbè, insomma, non vuole rispondere. No comments. No Ragazzi, comments, ragazzi. no comments. Ora intervistiamo invece
il suo avvocato, che ha sempre risposto per lei, la stava difendendo. Prego. La cravatta rossa l'ha scelta adesso o il giorno di Natale? L'ho scelto per commemorare le vittime dei miei omicidi. Dei suoi omicidi? No, Sì, del sì. fiume Tamigi, ha detto, il fiume Tamigi. Del fiume Tamigi, del fiume Tamigi. E che vittime ha subito il fiume Tamigi? Le Vede, anguille? questa cravatta, il pigmento colorante l'ho ricavato dal sangue delle mie vittime. Prendevo questa cravatta e strangolavo le persone. E come è riuscito, diciamo, a trattenere il sangue nel tessuto? Innanzitutto che tessuto è? Pelle di Questo? cazzo, pelle di cazzo. Esatto. Che grazie. fa? Io intervisto uno, parla l'altro, l'altro lo intervisto, parla quell'altro. È pelle di cazzo, lei vede questa è una giacca, se lei la carezza diventa un giaccone. Senza la C, perché la C sta sulla sua cravatta, abbiamo detto, perché è pelle di cazzo. Di cazzo, di cazzo. Sì, di tasso adesso. Cazzo. Vabbè, Cazzo. quindi lei non lavora in Mediolanum con questa cravatta. No, no, no. Ok, lei lavora alla Banca di Roma. No, io spaccio. Lei spaccia. Sì, sì, sì. 5 euro due canne? No, no, no. No? Scusate, Comunque- possiamo far allontanare cortesemente? Johnny! Chi è questo Johnny? Chi non è Giovanni? Chi è questo Giovanni? Johnny. Johnny, cortesemente, fate allontanare i soggetti, grazie. Ma lei è Gianni o Gianni Giovanni? Va bene, allontaniamoci. No, io seguo il nuovo candidato per 2 anni. Dove va? Mi lasci Venga! mi Venga! lasci mi lasci Venga stare, qui, mi- venga mi qui! lasci- Le devo fare un'altra domanda, venga! Che dici a coltello? Venga! Guarda, io sto Io è per tirare diventata una fuori puntata delle l'inferno. Iene. Una puntata delle Iene. Non lascia dichiarazioni. Lo minacciamo nel seggio. Ma la campana è tibetana perché è Tibet o perché c'ha la lana? Se ne vada, se ne Venga, vada. venga! Non lascia dichiarazioni. No, telecamere? No. Guarda, io te la spacco, questa telecamera. Oddio, che è diventato Veronesi? Vieni qua. Oddio, no! No! Stavamo dicendo lei perché c'ha la cravatta rossa? Tira il colpo finale. Tira il colpo finale. Deve alzare le corde, se no mi costringe di nuovo a salire. Sto salendo di nuovo. Signore! Facciamo così. Come stavamo sta? dicendo? Io sto bene, voi? Venga, No, mi lasci. Il colpo finale. la Chi è porto su, non si preoccupi. Scusa, tira Lei il è un colpo- amico Non, di non quel... posso portarla su. Stariamo insieme. Beh. Io sono il suo cameraman. Ecco, adesso c'è pure un microfono più adeguato. Vedi? Ah. Oh, vedi, lei mi sembra una persona corretta, venga. Lei c'ha la faccia di uno che è di Bitonto. È di Bitonto. Allora, stavamo chiedendo, lei è mandata a Troina? Posso dire che cosa? Che era giusto beccati di Siamo in diretta nazionale, le volevo solo dire. Io vado solo a Troia. A Troione. Troia? Quella A, greca, a sì. prendere il nero? Il nero di Troia, il famoso nero di Troia? Sì. Sono al comune. Le piace? Sì, sia davanti che dietro. Azzo. Le bottiglie? È un buon gustaio. Sì, sì. Un'altra cosa, la vediamo che è un po' sporco di sangue, ma perché un buon marinaio naviga anche nel Mar Rosso? No, è che... O perché il rosso ha affogato il marinaio? No, non so se lei conosce il signor Pietro Pacciani. Il mondo sarebbe assai più bello. Bravo. Ok, non continuo. Se nel mondo ci fosse un E po' di quindi, bene. diciamo, faccio il macellaio. E ognuno signor si Pacciani. considerasse suo fratello. Ci sarebbero Meno problemi. pene, ma lei vorrebbe meno pene o più pene? Più, di più. Più pene, ecco, Sì. questo l'avevo Non intuito. bastano mai le pene. Ma è proprio una cosa dei candidati volere il pene e da chi ha le cravatte rosse, vero? Ma io non sono candidato. Mazza, allora è proprio un buon gustaio anche fuori. Eh, Ok, vabbè, questa tagliala, andiamo... Sì, Andiamo direi avanti, che sì. continuiamo con la zecca rossa qui. Questo qui che non lo so, sta appoggiando prego. i suoi gioielli sul... Lei cosa viene a fare qua? Perché appoggia le sue pene sulle spalle degli altri? Per stare più fresco.
Non ha mai trovato una spalla più calda. Ascolti, guardi, io taglio anche questa, non... No, questa qua invece mandala a Emilio Fede. Che figura di merda. Vado avanti. Continui a appoggiarlo lì. Mozza, dai. Ah, bello qua, mamma mia. Ah, che bellezza. Ah, lei questo fa. Ah, lei questo No. fa. Sì, poi io cambio, vado alla prossima sbarra. Guarda. Ah, eccolo, vedi, il candidato è tornato, lo stavamo aspettando. Qui c'era solo gente che poggiava le sue pene per stare al fresco. Allora, stavamo dicendo, che cosa ha in mente da qui a 2 anni? Non rilascio domande, non rilascio domande. Non rilascia domande, infatti voglio risposte. Dove va? Mi risponda. Siamo in silenzio elettorale, cortesemente un po' di serietà. E chi è grazie. morto? Non vede che siamo davanti al seggio? E quindi è finito. Ecco perché siamo qui. Non parla più. Questa telecamera, la tolgo. Che cazzo è Veronesi? Guardi che io sono Omar, Ma che cazzo fai? Ah, mi ha aggredito Omar il Ha camera. aggredito me nel andiamo, lui è il classico aggressore di te, lui è Balotelli. È il momento buono. Ha aggredito Omar. Tiriamo fuori. La seguo. È il momento buono. Andiamo, lui è Balotelli, andiamo. Dove fugge? La giustizia avrà la sua di nascita. Io perché c'ho il microfono in mano. Ah, ok. Dove va? Dove va? Dove vorrebbe Che fa? andare? Ruba le macchine, sale sopra le macchine, che sta facendo? Lei è vero che va all'asilo per trovare... No. Non si aggredisce Omar il cameraman, si venga vergogni. Venga cameraman, venga. C'è una persona più interessante, venga. Dove vuole andare? Non scappi dalle telecamere. La giustizia avrà anche lei. Mi lasci, grazie, mi lasci. Dove voleva andare? Stavamo dicendo. Lei che ruolo ha in questa situazione? No, o è passivo o attivo, bisogna prendere una decisione nella vita. Che fa adesso? Fa anche il cameraman lei? Tutto fa? Allora, stavamo dicendo, questa sua cravattina rossa molto seschi. Io? Sto tagliando. È così rilassato che mi sento Mariello Prapapà. In giro per come parlo. Assolutamente no. Io sono discriminato perché sono barese. Sì. Attenti sotto. Sta facendo quello, ci sta pisciando sopra quello. Ehi, Zuzzu! Che fa? Un problema di prostata. Ricorda, è un problema di calma. Vabbè, io direi di sciogliere il corteo. Sì, basta così. Grazie Abbiamo ai nostri... completato il servizio. Facciamo la fine. Grazie ai nostri candidati. Alla prossima. E non scordatevi mai. Mi sono scordato. Ciao caro. Ciao caro. Oh, l'abbiamo trovata, sì, perfetto. grande. Perfetto. Oh, riprendi. Possiamo fare una ripresa? Sì. Oddio, ma non solo nelle vesti migliori. No, non si preoccupi. Allora, non riprendere la faccia, riprendi i secondi occhi. Allora, stiamo andando avanti. Lei Vedi che è... c'è mio marito dietro di lei, eh? Ma suo marito me l'ha detto di dirlo. Ma non mi Io risulta. eseguo ordini. Io Vedi, non hai prendo visto? iniziative. Ragazzi, c'è Allora, il copyright davanti. che cosa dice a questa sua frase che ha appena annunciato suo marito in telecamera, dove dice che lui non prende ordini, cioè lui non detta leggi, ma prende ordini? No, quello l'ho detto io, non sono io il marito. Lei lo sodomizza, che cosa fa? Ma che Allora, intanto non deve mettere in bocca cose che non sono vere, Ma- perché mio marito non non ha mette mai in detto una bocca. cosa del genere. Che cazzo in un altro posto.
Ma che... L'ha detto il suo collega, No, il mi cameraman. Mi dissocio. E mi dissocio. il camera, a me non mi risulta. Sì, il l'ho camera, lei detto l'ha io, detto. guarda, l'ho Ah, l'ha detto lei. io. Ok, allora mi perdoni. Allora, continuiamo Ma avanti. perdono un Che cazzo, co- ma che co- perché che co- giornale siete, scusate? Noi? Eh, Ti masturbo, si chiama la televisione. infatti, basta vedere la faccia, mi immagino. Quale delle due? Quello che c'ha Niente. il microfono in mano. Eh sì, quale delle due? Quale delle due Sto facce? parlando con lei. La destra o la sinistra? Ma lei per caso oggi ha mangiato Mo ti pasta sta e fumo? trollando, mo ti sta prendendo per il Lo culo. so, io lo sto Ma prendendo per il scusi, culo ma pure non io. intervenga, sto intervistando la signorina. Si metta dietro la telecamera. Allora, che cosa ha in mente per Sì, tanto non te la per dai, questa inutile città? che fai queste domande. No, hai sbagliato completamente persona. No, mi Te sa lo che... no, te la Amo, posso assicurare. Fai fare Ma il loro questi dovere sono di delle giornalisti, iene. per favore. Sì, Hai questi- sbagliato completamente persona, fidati. No, questi Vai, sono del vai, Viagra. non continuiamo a istigare alla violenza. No, Prego. esattamente, La perché finisci, per ha favore. sbagliato Dai, completamente persona. stai calmo. A Su. cuccia, forza. No, Cazzo, Cuccia no, Allora, stavamo dicendo, Cuccia o cazzo. che cosa Giornalisti ha in italiano, mente per se viene eletta? Beh, come ho sempre detto anche nei dibattiti avvenuti nei giorni precedenti, la Oh, prima c'è Leone cosa Di da Lerner, fare... aspetta. E questo sarebbe un giornalista? Allora, stavamo dicendo, mi scusi, vabbè. signorina. Vabbè, io stavo parlando. Sì, sì, vabbè. continui. Vabbè, Di dicevo, Verdi è la prima morto. cosa che vorrei fare è Hai quello ragione. proprio di aprire le porte del comune a tutta la cittadinanza. Quindi ogni giorno ascoltare dai 10 ai 15 cittadini per raccogliere tutte le loro perplessità, domande, dubbi, ma anche E gli altri cambio di idee, di 999? opinioni. Dicono da retrovia, gli Tutti altri quanti verrete 999. ascoltati. Tutti quanti verrete ascoltati, dai 10 ai 15 cittadini giornalieri. Quindi lei non Quindi c'ha niente ogni da giorno fare. ascolterò. Ascoltare tutti. E lei che potrebbe senso? fare la psicologa, mi perdoni, eh. Non voglio fare la psicologa, semplicemente voglio raccogliere tutte Le le iene sta informazioni di diventando ognuno di fantastico. voi, semplicemente perché voglio Che schifo il trovare le giornalismo soluzioni italiano. Se reali. striscia le notizie questa roba qua. Oddio, sta Ezio Greggio. Non lo risponda, lo lasci perdere, lo lasci perdere. Ma Non come? lo Gli hai fatto rispondo. delle domande scomode fino adesso? Non ho fatto nessuna Le hai domanda. fatte tu le domande scomode fino adesso? Non mi hai fatto fare una domanda, io sono rimasta là prima. Ma le ha suggerite lui. Ah, gliel'ha suggerito. Senta, Cartofer, le lascio un attimo la camera e prendo un Come, attimo come devo fare farà? una cosa. Come farà lei Prenda, è pronto? con È le pronto? sue attività a gestire 3, tutta 2, questa cosa 1. che lei ha detto dei cittadini e prenderne cura? Allora, le mie attività Fernando, mi sono senti? gestite da direttori, Dimmi. quindi non Fernando, ho io ti passo la problemi camera, prendila a con questo volo, ok? Al mio su 3. questo punto. In più, News camera, al mio 3, la prenda al ogni volo. La prenda settimana al i volo. direttori mi 1, mandano il 2. resoconto dell'attività, quindi Tieni. bilanci, relazioni e tutto quanto. Quindi non ho problemi a gestire entrambe le situazioni. Cappi, Qualche domanda dal pubblico che vogliono fare alla nuova sindaca? Nessuno? Direi di no. La faccio io? Ok. Lei mi è andata a Troina? Ah, Ma- mi scusi? Troina, la città. Lei mi è andata? Se posso permettermi, dovresti No, chiederlo non al ho avuto il compagno. piacere neanche Al l'onore di compagno? andarci. Ah, ok. Mi chiedono anche di chiederlo al suo marito. Lei mi è andata a Troina? Forse con sua sorella. Vabbè, ma ansietà. Io la domanda è sempre quella. Lei è andata a Troina? Forse con sua sorella, probabile. Io gli ho risposto. Ma lei sa dov'è Troina? E quindi sta ammettendo di esserci Lei sa andato. dove Troina? No, penso che non sappia più sua sorella dov'è. Visto che me l'ha proposto una volta quando ero giovane. Quindi lei ha appena ammesso in diretta nazionale che ha tradito sua moglie. Lei cosa No, ne pensa? Io ho detto quando ero giovane. C'ho ancora un bacio Guardi, sulla quello guancia che ha non è fatto suo. in passato, quello che ha fatto in passato non mi riguarda perché appartiene al passato. L'importante è che adesso prendi sto la bene camera, con lui secondo? e che No, dalla non lui, dalla mi debba Roberta. tradire. Prenditela. Stia attenta, questo è un consiglio che abbiamo avuto da casa Roberto. sul nostro social. Stia Mettiti attenta. la camera. Va benissimo. Grazie della sua disponibilità. Grazie anche a lei. Grazie a voi. Anche a lei. Grazie. Anche a lei. Stavamo dicendo, lei aveva tradito sua moglie con mia sorella. Di che colori ha i capelli mia sorella? Non me lo ricordo, sono passati tanti anni.
Come? Aveva detto che era stato ieri mia sorella. No, Mia sorella ha detto che è stato ieri. no, lei ha detto, lei non è mai stata a Troina. Sì, Attenzione, quando uno era più giovane. scoop, attenzione, uno scoop. È stato ieri con mia sorella, mi ha detto mia sorella. Levati dalle palle, no, sto prendendo tempo con uno così. Uno così come? Uno così Dai, come? Datti all'ippica, dai, che forse Uno... sei più... Io sei, so sei usare meglio i più cavalli. come pagliaccio che a fare altro, dai. Certo, Ciao certo. Giulia. Allora, ma? Lei invece? Vuoi una mano? Ok. Lei è Fonsis o Pringles? Cosa ne pensi dei nostri ragazzi Fabrizio. che fra 3 giorni saremo veramente suoceriette? Comunque sono stato veramente emozionato di questa Faccia la intervista. domanda a Kill. Faccia la domanda a Kill, no? Comunque veramente non ho parole, cioè incazzarsi per un'intervista del genere invece di ridere c'è un problema di fondo. Ma ci ha parlato domani. Ah, sì. Camuci. Ecco, abbiamo l'amante. Levati dalle palle, oh. Dai, hai rotto il cazzo, prenditi sto microfono, mettiti Allora, così fra per il adesso culo. io sono tornato serio, ok? Fatti una vita, perché come si chiama, non puoi incazzarti per una cosa del genere. Sinceramente a me No, non persone stai come te mi bene, fanno fra, te lo incazzare. dico, no, Lo non so, stai bene, fra. Lo so, io Perché per ne i hai dette di problemi, tutti i colori, ne hai dette di tutti i colori, io stavo Bravo, tranquillo a fare il simpatico, Arrivederci. ridevano tu, fatti una vita, te lo dico proprio come consiglio, Anche andiamo. tu fatti una bella vita. va. Ce l'ho bellissimo. Ciao, pagliaccissimo. Oh. Va a retromarci da sta. Ah, ecco, lo sponsor di questo video. Allora, praticamente stiamo parlando di NordVPN. Non si tratta di gestire attività legali o illegali, ma bensì della sicurezza online. NordVPN, infatti, è un servizio che offre tantissime cose nell'ambito di sicurezza online, che vanno da antipubblicità, anti-malware come Threat Protection Pro, con cui ci si riesce appunto, ad esempio, a bloccare tutti quei malware su cui facciamo clic accidentalmente, dove praticamente compaiono tipo 10.000 pop-up che infestano tutto quanto, schede a destra e a sinistra. Ecco perché un pop-up che ovviamente portano a delle truffe e a scam. Quindi Nord ha tantissimi strumenti per combattere tutto quello che ci minaccia online. Comunque, in sintesi, possiamo stare tranquilli con un abbonamento mensile, annuale o biennale, perché riusciamo a coprire fino a 10 dispositivi cliccando il link qua sotto, e potete usufruire anche di uno sconto per il Black Friday, in più anche 4 mesi extra sui piani biennali. Trovate tutto qui sotto in descrizione.